Professor Paolo Ciloni ricorda una figura storica della nostra città, della nostra provincia, della nostra Agrigento, che è Niccolò Gallo, cui è anche intestata una scuola. Oltre alla scuola è stata intestata una piazza, una via, e poi è stato anche un personaggio di primissimo piano nella vita politica e professionale, in quanto ha ricoperto l'incarico di presidente dell'ordine forense e poi ha ricoperto incarichi importanti nelle amministrazioni comunali e provinciali della nostra provincia. Fu assessore e fu consigliere comunale di Agrigento, fu componente e consigliere provinciale ma anche presidente della provincia. È stato poi deputato dal 1882 fino al 1907, giorno e anno della sua morte. Quindi un grandissimo personaggio, un uomo politico che diede tanto alla nostra terra perché si impegnò sui problemi che erano necessari per lo sviluppo. Infatti a lui si deve la linea ferrata Porto Empedocle, Sciacca, Castelvetrano, e poi una serie di agenzie del Banco di Sicilia che allora erano una serie di punti di riferimento sul piano finanziario, e poi anche alcune sue battaglie come quella ad esempio sui problemi della scuola. Fu lui a togliere dalle mani dei sindaci le nomine dei maestri, quindi un grande personaggio e noi abbiamo fatto bene a ricordarlo perché merita tutta la nostra devozione e soprattutto la nostra gratitudine. Ci sono stati due momenti antecedenti a questo convegno che sono stati anche importanti, se brevemente ce lo illustra. Sì, alle 17 siamo stati al cimitero di Bonamorone dove abbiamo deposto una corona di fiori in suo ricordo, proprio che è all'ingresso del cimitero di Bonamorone all'entrata sulla parte destra, e abbiamo non solo da parte del Cepasa che ha messo dei fiori, ma soprattutto è stata la presenza del sindaco Franco Miccichè che ha partecipato e a nome della civica amministrazione ha deposto una corona di fiori. Poi attraverso l'impegno della programmazione siamo stati in Porta di Ponte dove c'era il Cippo e anche lì il sindaco ha deposto dei fiori e ha parlato a nome della città e a nome anche suo e della giunta comunale e del consiglio. È stato un momento molto suggestivo perché il primo cittadino si è ricordato anche del grande Niccolò Gallo. Anche voi avete voluto ricordare una figura storica della nostra città. Sì, l'Ordine degli Avvocati di Agrigento è oggi presente in occasione della commemorazione a 172 anni dalla nascita di Niccolò Gallo. Il ricordo da parte dell'Ordine forense non è soltanto dell'illustre uomo politico, del letterato, del saggista, del docente di estetica, ma per noi il ricordo pregnante è quello del nostro primo presidente dell'Ordine forense, fondato nel 1874. Ovviamente di lui ricordiamo non soltanto la figura di illustre avvocato, di grande oratore, ma soprattutto di un avvocato che ha colto il senso vero della professione forense, la sua funzione sociale e la grande passione che Niccolò Gallo da giovanissimo avvocato a soli 23 anni cominciò ad esercitare nella sua città natale, e la grande passione che ha profuso nella professione prima di diventare uomo politico e di essere impegnato per ben 8 legislature alla Camera dei Deputati. Parlare di Niccolò Gallo significa anche parlare dell'attualità del pensiero di questo uomo politico agrigentino. Egli lavorò per togliere la provincia di Agrigento e anche la Sicilia dall'isolamento nei collegamenti. Infatti Niccolò Gallo volle che si realizzasse al più presto
la tratta Castelvetrano-Sciacca-Agrigento, perché era difficile arrivare a Palermo. E dunque ecco il suo pensiero come attuale oggi, dove i collegamenti sono da rivedere. Niccolò Gallo è attuale per la riforma del sistema penitenziario, dove mise al centro la dignità della persona umana. Allora, nel fine Ottocento, era difficile parlare della dignità della persona umana del carcerato, perché il carcerato doveva subire violentemente la pena. Lui invece, con la riforma del sistema, volle che ci fosse un rispetto nei confronti del detenuto. Parlare di Niccolò Gallo significa oggi nel campo della politica avere quella capacità di mediazione, di equilibrio, di trovare quei punti di convergenza tra le diverse anime presenti nella vita politica per il bene del Paese, per il bene di una regione, per il bene di una città. Il nostro socio Paolo Cilona ha avuto l'idea, e lui sempre che riesce a ricordare, a rispolverare i personaggi che spesso e volentieri gli agrigentini dimenticano, mettono nel cassetto del dimenticatoio, e soprattutto quando poi qualcuno fa qualcosa e allora si svegliano e praticamente quel torpore che è tipico del meridionale sparisce e a noi stasera stiamo ricordando Niccolò Gallo, che è un grande uomo, e soprattutto, oltre al fatto che ad Agrigento è ricordato per alcuni monumenti e soprattutto per un istituto scolastico a lui dedicato, c'è una piazza anche, e quindi diciamo Niccolò Gallo è stato veramente un uomo illustre di cui è giusto che ce ne ricordiamo noi agrigentini.